Eder. Mech. Pallister. Voglio ribadire semplicemente la verità che da oltre 1 anno e mezzo non ho modificato di una virgola. Forse esagerando talora per pubblicizzare i miei rapporti con Lily, che venivano messi in dubbio. Abbiamo scalato la stessa montagna per oltre 40 anni, ma mai assieme come nell'ultimo anno. Ed il raggiungere la vetta C è stato impedito pochi giorni prima del successo. La pentola è sul fuoco. Spero che alla sua ebollizione salti fuori chi ce l'ha impedito. Quando andavano a Lubiana, lei faceva in maniera di staccarsi da lui per o telefonarmi o messaggiarmi. Lui era sotto la doccia alla terra e lei mi mandava una videochiamata. Io non potevo chiamarla, di solito non l'ho mai fatto, anzi, se potevo pensare che in quel momento non era sola. Ma io ho pensato che successo qualcosa di brutto quando dopo le 9:30 a me non è arrivata né una chiamata da parte sua per dire guarda ho ritardato di 10 minuti come è successo 100 volte prima. Poi però tu mandasti uno strano messaggio. Aspetto sempre una notizia, qualsiasi. Cosa significava? Significava qualsiasi decisione da parte sua. Mi aspettavo anche che fosse negativa, intesa che avesse ripensato sul lasciare il marito ed il resto. Il mio pensiero è che, credimi, veramente lo penso nella maniera più profonda, che Liliana in quella telefonata delle 8:22 abbia detto a Sterpin è finita. Tu sei rimasto molto colpito dall'intervento di Salvo e Gabriella. Quando sono entrati in casa io ho visto Gabriella, aveva gli occhi rossi. Proprio sai, con quelle cose proprio... È come se avesse pianto, ma parecchio. Ho visto, sono entrati e ho detto Liliana non c'è, come ti ho detto al telefono. E loro ho visto Gabriella tutta così, con gli occhi rossi, come ho detto prima. E Salvo si guardava intorno, qua e là. Io non riuscivo a capire perché non sapevo se Liliana... Io pensavo che Liliana avrebbe ritardato, che sarebbe venuta più tardi, che avesse incontrato qualche sua amica di lavoro, amici o qualcosa. Poteva capitare spesso. L'atteggiamento di Salvo era sospetto? No, lui è sempre stato strano, ma strano non fa capire, ci gira intorno, ti fa delle domande. Io quel giorno lì non riuscivo a capire. Cosa ti chiedeva? Non mi ricordo adesso esattamente, adesso non mi ricordo, erano strani, però nei giorni successivi, lì hanno cominciato a, vado a vedere secondo te che vestito aveva, io non so che vestito aveva, e hanno guardato dappertutto perché cercavano indumenti che magari lei è venuta con le fotografie un paio di giorni dopo, con le fotografie di Liliana come era vestita, ha detto vado a vedere se magari quel vestito non c'è. Il 13 Liliana cerca come bloccare dei contatti dal telefono e poi c'è questa strana coincidenza che tu blocchi Claudio Sterpin. Non è che per caso sei stato tu a fare quella ricerca il 13? Ma sul fatto di bloccare io ti spiego il perché. Perché Liliana mi diceva guarda, io quando una persona mi chiama 1, 2, 3 volte e non parla e non mi dice niente, io lo blocco. Io non sapevo che mia moglie era scomparsa, ma il modo come parlava, come Liliana, ti ricordi, diceva come cancellare i numeri bloccati. Sì, ho capito. Lei aveva questa tendenza. Bene, però lui... Per me era una persona sconosciuta che pensava di parlare con Liliana. Allora io l'ho bloccato. Lo so, io su questo non ero allarmato. Io ho parlato con lui. Per me lui fa sono a Basovizza a pranzo con mia figlia, perché no? E ne parleremo. E ho detto chi è sto qua? No? A un certo punto io non sapevo che era Claudio Sterpin. Inutile che mi dici che lo sapevo, io non lo sapevo. Per me era uno sconosciuto. Magari infastidiva Liliana, perché Liliana mi diceva io ho delle persone che mi infastidiscono e le blocco, basta. Secondo me Claudio Sterpin è bugiardo, si inventa queste cose, non so per quale motivo. Aveva cominciato a venire verso settembre, primi settembre. Noi avevamo una relazione. Io sono convinto di una cosa. Mia moglie me l'ha mandata. Non vuol dire nascondersi, vuol dire appartarsi rispetto all'essere sempre in qualche squallido bar. Come pretendi di poter ricordare, ma già robe di un anno fa, ancora un po' quando mi dimentico cosa ho mangiato ieri. Io ho la vasca di idromassaggio, ce lo siamo fatto assieme alcune volte delle ultime che era qua.
E adesso che io continuo a farlo almeno una volta a settimana, se non due, sogno che è seduta là vicino a me. Lui, nella sua personalità, sta emergendo questo. L'arroganza, la prepotenza. Per me Liliana era terrorizzata di quest'uomo. Claudio, tutta questa storia ha confuso quello che è un rapporto di amicizia, un sentimento di dire poverino è vedovo, anche nel modo che si esprime, il quale va a stare il mio massaggio. Ma vi rendete conto che un marito a un certo punto non vede più, saluta la moglie e dopo non la vede più? Questo è il problema. E ti salta fuori uno che ti dice delle cose inverosimili. Io ho bisogno di costruire le cose. Liliana per caso aveva paura di Claudio? Ma certamente. Perché? Perché a un certo punto lei, nei suoi ultimi giorni, forse qualche settimana, qua e là, si è resa conto di essere in un imbuto che è da lei sconosciuto. Nel senso che Claudio gli faceva pressione. Abbiamo i 1200 messaggi, ma vi rendete conto? Lei era terrorizzata, non spaventata, assolutamente. Ma no, non è cosa nuova, basta ragionare un pochino, capisci? Quando lui a un certo punto gli avrà detto, sai, adesso andiamo a Umago, andiamo 2 giorni così, lei ha detto, ma di cosa stai parlando? Secondo me, di cosa stai parlando? Capisci? E lei si è trovata di fronte. Io ho fatto di tutto per Liliana. In 32 anni abbiamo viaggiato, abbiamo fatto tutto. Negli ultimi tempi ho visto che Liliana, da quando è morta la mamma, è cambiata. Da quando ha lasciato il lavoro, è cambiata. Io cercavo di costruire assieme a lei, perché io non ho mai deciso io cosa fare. Era Liliana che si parlava, diceva cose. Infatti quella domenica Liliana mi fa, guarda che bella giornata, andiamo a Grado, facciamo i giri con le biciclette. E io non ho, cioè, le parole verso di me che magari ero un marito, quello o quell'altro, non esiste. No, nessuno che può dire il contrario. Solo queste persone. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.